È un autentico tour de force quello che sta affrontando la Messana in questo febbraio. Dopo il successo sulla Luntina dello scorso weekend, i giallorossi hanno battuto il Niscemi nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione e adesso la formazione di mister Cosimini torna a calcare il sintetico del Sorbello Stadium per la 19ª giornata di campionato. L'avversario è tosto, il Città di Mistretta, quarta forza del torneo, reduce dal 4-2 sulla Promende. Mister Cosimini cambia tanto, più di un calciatore in diffida in vista della sfida con il San Fratello Messana che si schiera allora con Ferrara in porta in difesa. Esordio al primo minuto per Michele Crisafulli, insieme a lui ci sono Misidi e Fragapane. Esterni a tutto campo Bonasera, Giosuè e Mondello. In mediana invece prendono posto Gazzè e Giuseppe Bonasera. Il play è Ferraù in avanti, Cannavò Arena. Si parte col film del primo tempo, sventagliata per Mondello che dopo 2 minuti con il destro pesca Antonio Arena, colpo di testa che però finisce oltre la traversa. 17esimo, Ferraù pesca fuori area Cannavò, dentro da Arena, prova a girarsi il brasiliano, tiro deviato, Mondello con il destro, un miracolo quello di D'Amico che riesce a deviare il pallone in calcio d'angolo. Al 34esimo Salerno, pericolo numero 1 del Città di Mistretta, cerca il pallone in mezzo in area di rigore, sventa Ferrara, allontana la difesa. Al 35esimo l'assolo sul versante opposto di Giosuè Bonasera che se la porta sul mancino, poi pensa alla conclusione col destro, finisce oltre la traversa. Al 40esimo si rivede in zona offensiva il Città di Mistretta con il pallone che viene deviato in aria, finisce fuori dove arriva la conclusione di Marguglio. Nemmeno qui la mira è quella giusta. Minuto 41, le occasioni si susseguono. Ferraù sventaglia a destra per Giosuè Bonasera, lo stop a seguire Bonasera, prende il fondo, mette in mezzo Antonio Arena, il controllo non è perfetto e favorisce l'estremo difensore D'Amico. Si resta sullo 0-0, 2 episodi tra 42esimo e 44esimo. Prima il cross di Mondello, il colpo di testa di Cannavò sul palo, fermato l'attaccante in posizione di fuorigioco. Un minuto più tardi Giuseppe Bonasera, ancora per Mondello, esterno delizioso, stavolta arriverebbe il vantaggio di Cannavò, ma anche in questo caso l'assistente dice che è fuori gioco. E questa è l'ultima occasione del primo tempo che finisce così 0-0 tra Messana e Città di Mistretta. Ma brutte notizie da Brolo perché nel frattempo il San Fratello sta battendo la Valdinisi. Partiamo allora con il film della ripresa, passano 4 minuti e mister Cosimini decide per un cambio, fuori Arena dentro Barbera. Al 56esimo in campo anche Sheriff Sonco al posto di Mondello. Arriviamo allora al 68esimo, calcio di punizione per la Messana, Barbera e Ferraù sul punto di battuta, dovrebbe andare il mancino, invece no, va Barbera col destro e fa un Eurogol, ancora una punizione vincente, ancora al Sorbello Stadium, entra e spacca la partita Cristian Barbera, portando avanti la Messana in un match molto complicato col Città di Mistretta. Arriviamo al 75esimo, il tentativo di risposta degli ospiti, triangolo tra Gambino e Rinaldi, chiude tutto Ferrara che dice no al numero 19, minuto 76. Sonco viene liberato a destra, lungolinea per Bonasera, si inserisce alla perfezione, toccato alle spalle, conseguente ed evidente calcio di rigore in favore dei giallorossi. Sul punto di battuta si presenta Cannavò che batte D'Amico con questo destro incrociato, palo rete, gol del 2-0 della Messana, minuto 81 e ancora Cannavò che potrebbe trovare il gol, ma l'azione inizia da lontano con questa uscita di Misidi, palla al piede, Cannavò fa correre Barbera, letteralmente impazzito sull'auto mancino. Barbera che vede con la coda dell'occhio l'arrivo a rimorchio ancora di Cannavò che colpisce e mette di un soffio al lato, sfiora il 3-0 la Messana, un 3-0 che è destinato ad arrivare perché nel frattempo esce Cannavò ed entra il classe 2007 Sottile. Siamo nei minuti di recupero, 93esimo, Santo Salerno su calcio di punizione, Ferrara mantiene, porta inviolata e conquista l'ennesimo clean sheet di questa stagione. Dall'altra parte Sonco per Sottile, 1 contro 1 col difensore, lo lascia secco Sottile che mette sul secondo palo, ringrazia Barbera, gol del 3-0, doppietta di Barbera che ovviamente dà tutti i meriti a Salvatore Sottile. Nel frattempo è anche il triplice fischio al Sorbello Stadium perché la Messana fa quello che deve, batte il Città di Mistretta e si presenta a una settimana dalla gara decisiva contro il San Fratello con un punto di vantaggio in classifica. È tutto allora da Via Polveriera, amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.